Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. L'omicidio eccellente che sconvolse Messina a distanza di 28 anni, riaperta l'inchiesta sulla morte del professore Matteo Bottari, ucciso a colpi di lupara, i legami con altri 2 fatti di sangue. Conosceva il suo assassino, l'allevatore di Borgetto ucciso ieri a Partinico. Per gli investigatori i 2 avrebbero avuto appuntamento sul luogo del delitto. Ancora un'intimidazione, commercianti di Siracusa, preso di mira per la seconda volta un locale della Movida di Ortigia. Inaugurato l'anno accademico dell'Università di Messina, il governatore della Banca d'Italia Panetta ha ricordato Yasin, lo studente iraniano morto nel corso delle proteste. Crolla un tratto di strada a Sciacca, evacuate 2 famiglie, cade a pezzi anche il centro storico di Catania, si sbriciola una palazzina disabitata in via Teatro Greco. Il ministro della Cultura Giulia all'inaugurazione di Gibellina, capitale dell'arte contemporanea, punto di riferimento per la creatività. Calcio, dopo la brutta notizia dell'infortunio di Gennaro, il Catania prepara la trasferta di Monopoli aperta ai tifosi rossazzurri. I tifosi del Trapani attendono con apprensione le decisioni del Tribunale federale che potrebbe disporre l'esclusione della squadra dal campionato. In apertura l'omicidio eccellente che sconvolse Messina. A distanza di 28 anni riaperta l'inchiesta sulla morte del professore Bottari, ucciso a colpi di lupara. Sentiamo Francesco Triolo. La procura di Messina ha riaperto a 28 anni di distanza dal delitto l'inchiesta sull'omicidio del professore Matteo Bottari, 49 anni, ucciso la sera del 15 gennaio del 98 nella città dello Stretto. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta del Sud dopo la conferma da parte del procuratore capo Antonio D'Amato che sono in corso attività investigative tese a verificare l'eventuale sussistenza di collegamenti tra l'omicidio di Matteo Bottari, l'omicidio di Epifanio Zappalà avvenuto a Cesarò il 20 marzo del 2013 e il decesso di Giuseppe Longo del 20 luglio 2013. Al centro delle indagini l'omicidio dell'endoscopista docente al Policlinico, ucciso con un colpo di lupara caricato a pallettoni lungo il viale Regina Elena mentre stava tornando a casa. Quella sera la moglie Alfonsetta Stagno dal Contres, figlia dell'ex rettore Guglielmo, l'aspettò invano per cena insieme a uno dei suoi 2 figli. L'inchiesta è coordinata dal procuratore D'Amato, dall'aggiunta Rosa Raff e dal sostituto della DDA Piero Vinci. Le indagini sono state delegate ai carabinieri e sono seguite direttamente dal comandante provinciale di Messina, il colonnello Lucio Arcidiacono. Il collegamento tra i 2 omicidi sarebbe il professore Giuseppe Longo, 64 anni, gastroenterologo che si tolse la vita il 20 luglio del 2013 a Messina, iniettandosi in vena del cloruro di potassio, coinvolto e poi assolto in alcuni processi per traffico di droga e per infiltrazioni dell''ndrangheta all'università. Longo fu sospettato e poi scagionato di essere il mandante dell'omicidio Bottari di cui era collega al Policlinico, ma fu anche indagato dalla procura di Catania come possibile responsabile dell'omicidio del guardia caccia catanese 46enne originario di Mister Bianco, Epifanio Zappalà, il secondo delitto citato dal procuratore D'Amato. Si è trattato di una vera e propria esecuzione, dicono gli inquirenti a proposito dell'omicidio dell'allevatore di Borgetto ammazzato ieri mattina. Per gli investigatori i 2 killer e vittima si conoscevano. I dettagli da Eva Spampinato. Emergono nuovi sviluppi dalle prime indagini sull'omicidio dell'allevatore di Partinico nel Palermitano. La vittima conosceva il suo killer e per gli investigatori la scena del crimine parla di una vera e propria esecuzione. Vito La Puma, 73 anni, allevatore di Borgetto, sarebbe stato ucciso alle 11 di ieri mattina con 3 colpi di arma da fuoco esplosi da distanza ravvicinata. L'assassino e l'allevatore, sospettano gli investigatori, ieri avevano un appuntamento nel luogo del delitto, una zona nelle campagne di Partinico al confine con una strada interpoderale. Un luogo isolato che escluderebbe l'incontro casuale. Il cadavere è stato notato da un passante che ha chiamato la polizia. La Puma era a terra a poca distanza dalla strada.
Nella zona non ci sono videocamere né ci sarebbero testimoni. I familiari della vittima, sentiti dalla polizia, non erano al corrente di appuntamenti dell'uomo e non hanno saputo dare indicazioni sul movente del delitto. Alcuni conoscenti dell'allevatore, che ieri era in campagna col suo gregge, hanno riferito di dissidi tra il pastore e i proprietari di alcuni terreni che lamentavano il passaggio degli animali e il danneggiamento delle piante. Gli investigatori della squadra mobile indagano sul passato dell'uomo, che aveva piccoli precedenti per furto, ma non risulterebbe legato ad ambienti mafiosi. Accanto al cadavere, poche tracce e neanche un bossolo, il che farebbe pensare che possa essere stato usato un revolver o che il killer abbia ripulito il luogo prima di allontanarsi. In passato la Puma aveva subito 2 incendi. Anche su questi episodi stanno indagando gli inquirenti. La procura ha disposto l'autopsia. A Cefalù un uomo è stato pestato a sangue per un rimprovero. La vittima aveva rimproverato un uomo che aveva appena litigato con un commerciante. Quello prima si è scusato e poi si è vendicato prendendolo da parte e colpendolo con calci e pugni. Qualcuno ha ripreso la scena con il cellulare, il video è diventato virale e la polizia ha arrestato l'aggressore. Ancora un'intimidazione ai commercianti di Siracusa. Ha preso di mira per la seconda volta in pochi giorni un locale della Movida di Ortigia. Sentiamo Francesco Aloi. Il silenzio della notte è rotto dall'esplosione di un petardo. Eccoli i danni ad uno dei locali della Movida. Siamo al Foro Italico per i siracusani, la Marina. Era passata da poco la mezzanotte quando qualcuno ha messo a segno l'ennesima intimidazione in una città sotto shock. Il locale, al momento in chiusura stagionale, è dei titolari del caseificio colpito appena una settimana fa. Ovviamente abbiamo paura oggi perché non è il primo segnale ma è il secondo. Dalla prima intimidazione nel cuore del mercato storico di Ortigia ad ora sono trascorsi alcuni giorni, ma il perché di tutto ciò non riescono a spiegarselo. Tra le tante cose che stiamo cercando di capire c'è questa la causa che può portare ad azioni di questo tipo le persone, causa di cui noi non ne siamo a conoscenza. Proprio ieri si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Al nostro TG il prefetto Chiara Armeni ha assicurato l'intensificazione dei controlli, ma a quanto pare alla criminalità non fa nessun effetto. Abbiamo già in programma un'iniziativa importante che faremo, è programmata per il 26 gennaio con tutte le associazioni anti-racket della Sicilia che verranno. Comunque non è da escludere che nelle prossime settimane possano arrivare militari anche da fuori provincia. A Siracusa è allarme sicurezza ed anche il ministro dell'Interno Piantedosi ne è a conoscenza. Torniamo a Messina dove stamattina è stato inaugurato l'anno accademico. Presente è il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, che ha voluto ricordare Yasin, lo studente iraniano morto nel corso delle proteste. Francesco Triolo. Un lungo applauso alla rappresentanza di studenti iraniani in piedi, per primi seguiti da tutta l'aula magna del rettorato. Ha voluto aprire così il suo intervento la rettrice di Messina, Giovanna Spatari, inaugurando il 478° anno accademico dell'Ateneo di Messina. Un segno di vicinanza alla comunità studentesca iraniana di Messina, ben 600 gli iscritti, la più numerosa tra quelle straniere. Un abbraccio sincero. È un abbraccio che non è sufficiente, ho dato a questi giovani delle garanzie di supporto. Mi adopererò in ogni modo affinché appena possibile possano essere supportati da un punto di vista organizzativo. La condizione di non poter avere notizie dei congiunti deve essere una situazione terribile e poi il lutto che li ha colpiti da vicino. Un anno accademico che si apre nel segno della responsabilità, dell'apertura, dell'impatto sul territorio e per il territorio. Non a caso ospita il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, Banca d'Italia che qui a Messina ha ceduto la sua storica sede proprio all'università. Settimana prossima la riapertura.
un bene importante per questa città che riprenderà a vivere, e questo è un segnale importante anche nei confronti del territorio. Il governatore della Banca d'Italia, Panetta, ha parlato della fuga dei cervelli, un problema per l'Italia come anche la scarsa capacità di attrarre immigrati laureati e studenti stranieri, e ha citato come esempio virtuoso in questo senso proprio l'Ateneo di Messina, visto che gli studenti internazionali raggiungono il 10% degli iscritti contro la media nazionale inferiore al 5%, mentre in Francia e Germania si sale a oltre il 10% e nel Regno Unito il 23%. Cede un tratto di strada a Sciacca, nell'Agrigentino, 2 famiglie costrette a lasciare le loro abitazioni. Davide Sardo. Paura nella notte a Sciacca, dove una frana improvvisa ha fatto cedere un tratto di strada nel quartiere Marina. Solo il caso ha evitato conseguenze più gravi. Erano circa le 22 quando in via San Paolo l'asfalto ha ceduto improvvisamente a ridosso di alcune abitazioni. Il cedimento ha fatto scattare l'allarme e richiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca. In quel momento nessun veicolo stava transitando lungo la strada, evitando così il peggio. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area, ma la situazione ha imposto l'evacuazione di 2 famiglie che abitano nelle case affacciate sul punto interessato dalla frana. Per loro è stata disposta una sistemazione temporanea in hotel. Sul posto sono intervenuti anche la Protezione Civile e i tecnici del Comune impegnati nelle prime verifiche sulla stabilità degli edifici e del terreno. Accertamenti che serviranno a chiarire le cause del dissesto, probabilmente legate a criticità del sottosuolo. Una volta completate le verifiche sarà necessario progettare un intervento di consolidamento per il ripristino della strada e la messa in sicurezza dell'intera area. Ma anche il centro storico di Catania cade a pezzi. Seguiamo Tonino De Mana. Massi e calcinacci che cadono, marciapiedi off limits e transenne del comune di Catania ovunque. Segnali inequivocabili ed inquietanti di un centro storico che si sbriciola. In ordine di tempo, l'ultimo crollo che ha interessato una palazzina disabitata si è verificato ieri al civico 105 di via Acquedotto Greco ed ancora una volta è andata bene, visto che il cedimento del tetto e di parte della fatiscente struttura si è verificato all'interno. Sulla pubblica strada restano le transenne e le denunce di Giuseppe Buio. È dal 2023 che viene segnalato e non è giusto che comunque non viene ascoltato e preso in considerazione. Si prenderà in considerazione soltanto quando qualcuno si farà male. Da un pericolo all'altro, qui siamo in via Plebiscito ed esattamente alla curva dei Cappuccini, i catanesi la chiamano così, ed è uno dei passaggi più attesi della processione di Sant'Agata nel cosiddetto giro esterno del 4 febbraio, attesi e pericolosi a giudicare da questo edificio che si affaccia sulla strada. È il punto cruciale, ma è molto pericoloso, sia per i fuochi d'artificio, per la gente che si ci avvicina e l'aspettiamo in questa traversa, ovviamente può cadere anche qualcosa e dice in destra, di buono è buono, che fai? In questo tratto proprio si rallenterà e si accomuneranno tantissime persone. È da tanto tempo che segnaliamo questo pericolo che adesso è imminente, perché comunque ci sono tegole che sono esposte. Il pericolo è evidenziato e tra l'altro ben conosciuto dal comune di Catania, che si è limitato a transitare l'area in questione. I carabinieri hanno smascherato una truffa ai danni di un'anziana di Bronte raggirata con il trucco del falso carabiniere. Erano arrivati a bordo di uno scooter per agire velocemente e scappare. 2 ragazzi di 20 e 23 anni, catanesi, li vedete. Avevano preso di mira un'anziana donna, 79 anni, per mettere a segno l'ormai nota truffa del finto carabiniere. E c'erano riusciti, ma l'inganno è durato poco. I carabinieri di Bronte hanno risolto il caso in breve tempo, anche grazie alle immagini di videosorveglianza della zona. La donna era sola in casa quando ha ricevuto una telefonata. Dall'altra parte del telefono un uomo si è presentato come carabiniere e con parole cariche di paura le ha detto che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e rischiava l'arresto. Subito dopo è intervenuto anche un presunto avvocato, sempre al telefono, che ha chiesto una somma di denaro per sistemare la situazione. Spaventata e sotto shock, la donna ha consegnato soldi e gioielli a un giovane che si è presentato poco dopo alla sua porta.
Quando ha capito di essere stata truffata, la 79enne si è rivolta ai carabinieri. Subito sono partite le indagini. I 2 giovani catanesi sono stati denunciati per estorsione aggravata, un episodio che riaccende l'attenzione sull'importanza di informare e proteggere le persone più fragili da questo tipo di truffe. A Catania controlli di polizia in 2 ristoranti alla Pescheria. Nel primo sono emerse gravi irregolarità con sanzioni oltre 10.000 euro. È stata sospesa l'attività del laboratorio cucina per carenze igienico-sanitarie. Trovati anche 5 kg di gamberi rosa privi di tracciabilità. Contestate inoltre violazioni sull'impatto acustico, sull'agibilità dei locali e sulle barriere architettoniche. Nessuna anomalia invece nel secondo ristorante. Un gruppo di bambini ha accolto il ministro della Cultura Giuli, arrivato per la cerimonia inaugurale di Gibellina, capitale dell'arte contemporanea. Con questo progetto, ha detto, la città si conferma punto di riferimento per la creatività. Laura Spanò. Gibellina è ufficialmente capitale dell'arte contemporanea. La cerimonia nella sala Agorà del Comune. Si è trattato di un momento solenne alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. La scelta di aprire proprio il 15 gennaio, quest'anno così importante per Gibellina, è stata una scelta consapevole e concordata, ha detto il sindaco Sutera in apertura. Gibellina è stata insignita del titolo di capitale dell'arte contemporanea per il fatto di essere città pioniera di ciò che oggi definiamo rigenerazione urbana e per la capacità di essere insieme una città opera e una città da abitare. Un anno, quello che inizia oggi, che segna il riscatto di un intero territorio, quello del Belice e della Sicilia occidentale, che oggi ricorda il 58° anniversario del sisma del 68 che distrusse una ventina di paesi della valle. Oggi la visione dell'ex senatore Ludovico Corrao, per anni sindaco di Gibellina, è diventata realtà. Il progetto di Corrao, culminato con questo riconoscimento, celebra la sua idea di rinascita attraverso la cultura. Lui che ha saputo trasformare una tragedia in una eredità di bellezza e speranza, facendo diventare Gibellina città museo a cielo aperto. Un dono postumo al sindaco visionario Corrao, che da subito intravide nell'arte la strada per una possibile rinascita del piccolo paese distrutto dal terremoto del 68. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per parlare di un progetto di inclusione che riguarda i senza tetto. Nuove opportunità di formazione e lavoro per i senza fissa dimora con il progetto Includo. Ci spiega cos'è Marco Gullà. Formazione, digitalizzazione e accompagnare in un percorso di crescita i senza dimora. Sono gli obiettivi di Includo, progetto nazionale promosso dal Centro Studi Opera Don Calabria, che ha avuto come principale traguardo il rafforzamento delle competenze digitali dei tanti senza dimora. Includo ha coinvolto complessivamente 290 senza dimora, donne e uomini tra i 34 e i 50 anni, presi in carico dai servizi di accoglienza. Siamo partiti dalle basi, quindi dallo SPID, dalla PEC, poi da tutti quelli che sono i servizi dell'amministrazione pubblica online, quindi faccio l'esempio dell'INPS, Agenzia delle Entrate e così via, fino poi a rivolgerci appunto alla presentazione al mondo del lavoro, prendendo contatti appunto online. E grazie anche a questo progetto alcuni senza dimora hanno trovato lavoro, lasciando i dormitori e trovando delle sistemazioni più adeguate. Ma nonostante tutto sono in aumento le persone che chiedono aiuto alla Caritas, gente che fino a qualche anno fa faceva parte del cosiddetto ceto medio. Si sono aggiunte ai cosiddetti poveri cronicizzati tutte quelle donne e tutti quei uomini cosiddetti chiamati working poor, che lavorano, quindi che hanno uno stipendio fisso ma non riescono appunto a finire il mese. Come sono aumentati i padri divorziati, separati, quindi tutte queste realtà che fino a qualche anno fa non venivano a bussare alle porte dei centri di ascolto della Caritas diocesana adesso sono aumentati. Influenza e vaccini, sempre più contagi in Sicilia, è ancora tempo per immunizzarsi con i seri antinfluenzali e per i bambini quali i rischi del post-influenza. Giusy Lazzara ne parlerà a Sicilia 24 Focus, in onda dopo il TG alle 14.30 con Gabriele Giorgiani, responsabile coordinamento attività vaccinali dell'ASP di Catania, e con Gaetano Bottaro, pediatra. L'appuntamento dunque alle 14.30 su Telecolor e in streaming su Sicilia Web. I messaggi al 345
342 745 5005. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con il calcio per parlare della trasferta del Catania aperta ai tifosi. Siamo al calcio. Dopo la brutta notizia dell'infortunio di Di Gennaro, il Catania prepara la trasferta di Monopoli, dove potranno essere presenti anche i tifosi. Marco Carli. Trasferta aperta per i tifosi del Catania. A Monopoli supporter etnei potranno tornare a vedere la propria squadra lontano dal Massimino dopo le restrizioni degli ultimi 3 mesi, previsti 500 posti al Veneziani nel settore ospiti. La bella notizia per i tifosi arriva il giorno dopo la brutta, quella relativa al grave infortunio di Di Gennaro, che dovrà essere operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La colonna della difesa è stato anche protagonista del gol con cui i rossazzurri hanno sbloccato la partita con la Cavese, giocata con una vistosa fasciatura nel secondo tempo dopo il contrasto con Fella della prima parte dell'incontro. Il Catania ha individuato già da tempo un giocatore per il reparto arretrato. Miceli è atteso dopo la partita con il Monopoli. Mentre si avvicina ancora di più l'accordo con Jimenez e prolunga Quaini. Al Veneziani la difesa sarà composta da Pieraccini, Allegretto e rientrante Celli. Lunetta potrebbe recuperare per la partita pugliese, migliora, ma le valutazioni sono in corso. Le alternative nel ruolo non mancano, compreso quel Bruzzaniti che ha impressionato favorevolmente con i 2 assist sfornati e con la qualità messa in mostra nella partita con la Cavese. Promette di essere protagonista anche a Monopoli. I tifosi del Trapani Calcio attendono con apprensione le decisioni del Tribunale federale che potrebbe disporre l'esclusione della squadra dal campionato. Laura Spano. Tifosi granata in apprensione a Trapani per le vicende che stanno interessando le squadre del patron Valerio Antonini. Se per il basket ormai la partita è chiusa, rimane aperta quella del calcio. L'attenzione ora è concentrata sulla decisione che il Tribunale federale prenderà il prossimo 22 gennaio. Per quella data il Tribunale potrebbe infatti valutare l'eventuale provvedimento di esclusione dei granata dal campionato e, se ciò non accadesse, se ne riparlerebbe comunque da lì a poco, visto che è prossima una delicata e importante scadenza di pagamento, quella del 16 febbraio, che per la portata dei pagamenti previsti potrebbe determinare, in caso di mancato ottemperamento agli obblighi, la definitiva esclusione. Ma intanto per molti giocatori quella giocata contro il Latina è stata l'ultima gara. Sono in partenza Grandolfo al Casarano, Fischnaller alla Torres, Benedetti al Cittadella e Di Noia al Brescia. A questi bisogna aggiungere anche le precedenti cessioni di Carriero alla Salernitana, Negro al Casarano e Ciotti al Cosenza. Ma lo smantellamento, perché di questo si tratta, non si è ancora concluso. Trattative sono in corso per Pirrello all'Arezzo, Canotto a Ravenna, Celeghina alla Ternana, mentre si apprende che Stramaccioni ha chiesto la risoluzione del contratto rinunciando agli stipendi di novembre, dicembre e gennaio. A questo punto il destino del Trapani Calcio al pare ormai segnato. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio adesso a Sicilia 24 Focus dedicato all'influenza, io mi fermo, a tutti un buon pomeriggio.